Video tutorial su come descrivere un testo narrativo. Un esempio di testo narrativo è proprio la favola. Per crearne una doc basta seguire 5 semplici punti. Il primo è quello di delineare le basi della favola, decidendo qual è il problema. In questo caso noi abbiamo deciso di trattare il tema dell'apparenza. Il numero 2 è quello di scegliere i personaggi della tua favola. Come esempio abbiamo portato i 7 nani. Il terzo è quello di determinare i tratti oggettivi dei personaggi. Il leone rappresenta forza e orgoglio. Il lupo disonestà, ingordigia e avidità. Infine l'asino rappresenta l'ingenuità. Il quarto punto si basa sull'ambientazione. Dove si svolgeranno gli eventi della tua storia? Il quinto ed ultimo punto è proprio quello di decidere come risolvere il problema iniziale. In questa favola il problema viene risolto grazie all'amore tra i due protagonisti che sconfigge le difficoltà nello stare insieme. Grazie al prossimo tutorial!